8 arresti a Padova per traffico di metanfetamina, ecstasy, crack. In manette 8 esponenti della criminalità cinese. Il blitz è della Guardia di Finanza che, al termine di un'indagine effettuata con pedinamenti, intercettazioni telefoniche e videoriprese, è riuscita a scoprire l'esistenza dell'organizzazione criminale che aveva tentacoli a Venezia, Vicenza, Treviso, Rovigo, Milano, Modena, Prato. 24 le persone indagate, accomunate dalla frequentazione di una bisca clandestina e anche del casinò di Venezia. Durante gli arresti sono stati sequestrati 3 kg di sostanze stupefacenti, tra cui la sabò, la metanfetamina diffusa in Oriente. L'organizzazione si riforniva di droga a Prato oppure tramite pacchi postali provenienti dalla Spagna. Non solo droga, ma anche immigrazione clandestina. Gli indagati sono sospettati di aver stipulato falsi contratti di lavoro per ottenere il permesso di soggiorno. Il gruppo inoltre non disdegnava di presentarsi agli incontri con bande rivali con armi e proiettili per intimidire. Metanfetamina è stata trovata anche dalle Fiamme Gialle nella Marca trevigiana e hanno sequestrato quasi 40 grammi della droga chimica e 47 pastiglie di ecstasy all'interno di una spedizione proveniente dai Paesi Bassi e destinata ad un soggetto residente in San Biagio di Callalta. E altra droga è stata trovata nella sua abitazione nei giorni scorsi. E ancora altri grammi di droga sintetica, di cannabinoidi sintetici, sono stati trovati assieme a 41 pastiglie di ecstasy nei giorni scorsi dal Comando Provinciale di Treviso nel territorio trevigiano. A sgombrare il campo dal dubbio che la droga circoli a fiumi nel Veneto si aggiunge l'operazione della polizia albanese che, in coordinamento con la squadra mobile veneziana, ha catturato un narcotrafficante a Tirana, latitante dal 2022. Il soggetto, che all'epoca dei fatti viveva a Mestre, è stato ritenuto il vertice operativo che gestiva i canali di approvvigionamento del narcotico e di distribuzione sul territorio lagunare. L'uomo è stato rintracciato seguendo le tracce dei familiari che lo hanno raggiunto in Albania, Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, potendo contare sul supporto logistico di un'ampia rete di favoreggiatori.